È il caso di restare a casa. Un tantam di mail arrivano dall'ANAS per segnalare la chiusura delle strade. Anche il libero consorzio comunale per l'elevato rischio di frane e dissesti e per la pericolosità di diversi tracciati sconsiglia di mettersi in viaggio. E continua a piovere sul bagnato e ancora allerta meteo arancione, cimiteri chiusi. Per Agrigento il secondo giorno consecutivo. In due giornate simbolo della commemorazione dei cari defunti, ma la furia del maltempo sta generando un disastro dietro l'altro. Chiusa via Garibaldi per il crollo del costone dell'Addolorata, alberi che crollano, un vero disastro. A Porto Empedocle non solo bomba d'acqua, ma anche una tromba d'aria. Ma le città maggiormente colpite sono Sciacca e Ribera, letteralmente sott'acqua, le strade si sono trasformate in fiumi. Mentre il torrente Cansalamone è esondato, inondando d'acqua e fango la strada statale 115 che collega Sciacca ad Agrigento. È esondato anche il Verdura di Ribera, allagati tutti i terreni circostanti con gravi danni per gli agrumeti. Era già successo esattamente alla fine del novembre 2016. Al momento i danni determinati dall'esondazione del fiume Verdura riguardano soltanto le coltivazioni. Ma il bilancio dei danni del maltempo si potrà fare solamente domani. Per oggi si raccomanda prudenza, massima attenzione. Ad esempio, è cronaca delle ultime ore un gigantesco masso lungo la strada statale 118 che collega Agrigento con Raffadali, che ha causato un incidente. Un automobilista se n'è accorto quando praticamente era troppo tardi e nonostante la frenata repentina si è schiantato con la sua auto contro il gigantesco ostacolo. L'utilitaria dell'operaio si è distrutta. L'uomo è miracolosamente rimasto leggermente ferito, ma pienamente consapevole del fatto che ha rischiato grosso.